Nonostante le restrizioni Covid e la profonda crisi economica degli ultimi 2 anni, la Sardegna è la regione italiana che registra una maggiore ripresa del settore turismo, con oltre il 60% di presenze in più rispetto al 2020, una crescita pari al triplo di quella nazionale. A dirlo i dati Istat relativi ai primi 9 mesi del 2021, dati ripresi dal dossier elaborato dall'Ufficio Studi di CNA Sardegna, che ha analizzato le presenze per l'anno appena concluso nelle strutture ricettive dell'isola. Ha scelto la Sardegna come meta per le vacanze il 4,1% del totale delle presenze turistiche italiane, valore che nel 2019 era al 3,8%. Numeri che evidenziano, secondo CNA, come il turismo sia il principale motore della ripresa economica della regione, con prospettive di ulteriore crescita sia sul fronte del turismo domestico sia su quello internazionale. Quest'ultima componente resta la voce più critica. Nonostante l'importante incremento nel 2021, le presenze restano ancora pari a circa la metà rispetto ai livelli pre-crisi, 3 milioni e 300 mila contro i 7 milioni dello stesso periodo del 2019. Nei prossimi anni le destinazioni in grado di proporre un'immagine più sicura, sostenibile e innovativa potranno aumentare la propria competitività turistica, commentano il presidente CNA Sardegna Luigi Tomasi e il segretario Francesco Porcu. Ma per cogliere questa sfida bisogna ripensare i modelli di offerta turistica soprattutto nel breve e medio termine, utilizzando le enorme quantità di risorse pubbliche in arrivo.